Bella voglio, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, si è conclusa un'altra strepitosa stagione. In questa stagione in particolare siamo riusciti finalmente ad agguantare la Divisione 1, ma come ogni fine season adesso andiamo a vedere chi ha segnato di più e qual è la classifica marcatori stagionali e alla fine quella all time. Raga, in questa season ci sono state delle new entry e ci sono state anche delle bellissime sorprese e ovviamente partiamo dal fondo della classifica con il nostro Cagiuste, che probabilmente l'ultima season giocherà o comunque le ultime partite e segna un gol anche in questa stagione. Ecco la prima new entry, ragazzi, anche lui probabilmente comunque la battute finali sia con noi che col Napoli nella realtà, ed è Gaetano, un gol anche per lui. Continuiamo con Matias Olivera, anche per lui in questa stagione un gol come la scorsa season. Andiamo avanti, ragazzi, sempre con un solo gol stagionale anche quest'anno, anche in questa season, per Amir Rrahmani. Continuando, ragazzi, abbiamo l'ultimo giocatore che ha segnato un solo gol in questa season ed è il nostro maestro Mario Rui. Seconda new entry in questa season, ragazzi, per la classifica marcatori è Alessio Zerbini, che ne ha fatti addirittura 2. Diciamo che si è presentato abbastanza bene al rientro, vedremo se continuerà la sua storia col Napoli. Entriamo in top 10 con Stanislav Lobotka, 3 gol stagionali. Nona posizione per Lindstrom, ragazzi, alle battute finali ovviamente, è già passato all'Everton come sapete tutti e in questa season per noi ha segnato 6 gol. Ottavo posto per Zamu Anguissa, ragazzi, sempre in doppia cifra anche lui, 11 gol quest'anno. Raga, al settimo posto troviamo Filippo Ngong, quest'anno ne ha segnati ben 13 ed è la prima sorpresa. Altra sorpresa, ragazzi, è trovare al sesto posto Matteo Politano con solo 16 gol stagionali. Ha avuto un inizio complicato, poi si è ripreso. Entriamo nella top 5 con Giovanni Simeone, ragazzi, il Ciolito, 18 gol stagionali, ci ha tolto parecchie castagne dal fuoco. Primo sorpresone di stagione, in quarta posizione troviamo Jack Raspadori, ragazzi, 22 gol in questa season. Raga, entriamo in top 3 e troviamo al terzo posto Krisha Kvaratskhelia, che in questa season ha segnato 49 gol, ma è solo terzo. Raga, al secondo posto troviamo il sorpresone di stagione, da quando ha iniziato a giocare titolare è diventato inarrestabile, Diego Armando Maradona. 52 gol, ragazzi, ho dovuto leggere perché mi ero dimenticato quanti ne avessi segnati, ma sono tantissimi. E al primo posto io non può che esserci Victor Osimhen, purtroppo anche lui ci abbandonerà prima o poi, ma al momento lo posso ancora schierare nella mia squadra sui football e segna per noi 72 gol in questa season. Bene, ragazzi, questi sono i marcatori stagionali. Adesso andiamo a vedere la classifica all time, ragazzi, vi leggerò dal mio blocchettino, voi vedete la grafica in video perché sono veramente tanti, ricordarli a memoria è praticamente impossibile. Partiamo dal 21esimo posto con Meret, un gol, Gaetano al 20esimo un gol, al 19esimo posto Zerbini 2 gol, Olivera al 18esimo con 3 gol, al 17esimo Mazzocchi con 4, al 16esimo Cagiuste con 5, al 15esimo Traoré con 8, al 14esimo Rrahmani con 9, al 13esimo scende Di Lorenzo con 11 che non segna da un bel po' di tempo, Lobotka sale al 12esimo posto con 12 gol, Mario Rui all'11esimo posto con 20 gol, Lindstrom al 10° posto con 47 gol, sale Ngong ma in realtà rimane stabile al 9° posto a 56 gol, sale Maradona, guadagna ben 2 posizioni, ragazzi, 93 gol all'8° posto, al 7° posto c'è Anguissa con 102 gol che lascia la posizione, il 6° posto è Raspadori che sale con 110 gol, al 5° posto scende Pietro Zielinski, passato ormai come sapete all'Inter con 154 gol, sale Simeone a 160 al 4° posto. Le prime 3 posizioni sono sempre occupate da Politano 196 gol, Kvara 316 e Osimhen 639 gol. Raga, e anche per questa season è tutto, siamo pronti per partire per la nuova stagione, per rifare la scalata alla Divisione 1 e per vedere chi segnerà più gol.